Bentrovati a tutti i nostri teleascoltatori, siamo a Veneto 24, oggi diamo il benvenuto all'assessore della Regione del Veneto, Cristiano Corazzari. Un saluto a tutti voi. Grazie Assessore di questa presenza per approfondire, per affrontare il tema a noi caro, che è quello del Parco del Delta del Po, un'oasi naturalistica di bellezza unica, non soltanto orgoglio del Veneto, ma cuore pulsante delle bellezze italiane e non solo. Assessore, ma parliamo un attimo di quali sono innanzitutto i parchi, perché la Regione del Veneto vanta, annovera un numero davvero invidiabile e straordinario di parchi naturali. Naturalmente la nostra è una regione fortunata. Abbiamo la fortuna di vivere in una regione ricca di sistemi paesaggistici, naturalistici, ricchi di biodiversità, tra di loro molto diversi. Ed è per questo che abbiamo ben 5 parchi regionali: il Parco delle Dolomiti d'Ampezzo, le montagne che sono anch'esse patrimonio mondiale dell'umanità stabilito dall'UNESCO, dove tra l'altro si giocheranno anche i prossimi Giochi Olimpici Milano-Cortina 2026. Scendendo arriviamo al Parco del Fiume Sile, nella Marca Trevigiana. Il Fiume Sile è il più lungo fiume di risorgiva d'Europa. La montagna selvaggia dei Monti della Lessigna con i suoi musei paleontologici, quindi il Parco regionale dei Monti della Lessigna. Scendiamo nel cuore del Veneto con il Parco dei Coleugani e arriviamo poi al Parco del Delta del Po, un parco che per noi rappresenta un vero e proprio fiore all'occhiello, perché è una delle aree umide più importanti d'Europa, ricchissimo di biodiversità e sede di attività tradizionali uniche nel loro genere, partendo naturalmente dalla pesca, dall'acquacoltura, la molluschicoltura, la vallicoltura e l'agricoltura con i propri prodotti d'eccellenza. Quindi un parco in cui l'uomo è al centro di un lavoro straordinario col territorio. Assessore, di fronte a tanta bellezza e a tanta unicità, ci sono però delle minacce e delle sfide che l'uomo, ma ovviamente l'uomo locale, ma le istituzioni si trovano a dover affrontare. Quali sono oggi, e ci riferiamo in modo particolare al Parco del Delta del Po, le minacce più grandi e le sfide più ambiziose? Ci sono minacce di vari tipi. Io penso che la sfida più importante sia quella di perseguire una strada di sviluppo veramente sostenibile, che metta però l'uomo al centro, non una sostenibilità ideologica volta solo a mettere dei vincoli, ma una sostenibilità che insieme al rapporto con l'ambiente e con la natura consideri anche l'economia, la produzione, il carattere sociale, perché queste sono aree, sono territori dove le genti devono continuare a vivere e interpretare il loro futuro grazie proprio a quello che questa terra può e deve dare. Il Delta del Po è la parte più giovane del nostro paese, dell'Italia, perché è una parte che si è costruita nel corso delle ultime centinaia di anni con i sedimenti del fiume Po. È oggi un'area che è riconosciuta come riserva della biosfera dal MAB UNESCO, e quindi un'area riconosciuta a livello internazionale, un'area di bellezza unica grazie a questo connubio che vi è tra il mare, la costa, le lagune, le valli e i fiumi e le nostre campagne. Un'area però delicata, in cui l'intervento dell'uomo è assolutamente indispensabile, perché la ricchezza, la biodiversità, la bellezza derivano dal lavoro e dall'intervento continuo e costante dell'uomo in questo luogo. Laddove sparisse l'uomo non avremmo la naturalità, avremmo l'abbandono e il degrado. Quindi la nostra vera sfida è far sì che le genti del Polesine, del Delta del Po, trovino lì, attraverso l'agricoltura, la pesca, attraverso le attività tradizionali, la ragione per continuare a mantenere così bello questo territorio. Noi come istituzioni naturalmente dobbiamo sostenere, pensiamo al grande lavoro che fanno i nostri consorzi di bonifica, al lavoro che viene fatto dagli enti regolatori dei nostri fiumi, ma dobbiamo sempre avere un approccio molto pragmatico, molto concreto, in cui al centro ci sia l'uomo e non un approccio ideologico che vorrebbe i parchi come una realtà in cui l'uomo non esiste. Questo non è possibile. Nel Delta del Po significherebbe il disastro. E con questo viaggio virtuale all'interno del Parco del Delta del Po, assieme all'assessore Corazzari, che ringraziamo per la sua presenza, ci rivediamo tra qualche istante.